Detto, fatto. Non è un nuovo format televisivo che vi proponiamo, ma quello che sta facendo il comune di Rivignano Teor, unico in regione svincolato dal patto di stabilità. Insomma, quando si usa, come si dice, il vueli di Comedon, della serie poche chiacchiere e molti fatti. Il 2 dicembre l'inaugurazione dell'Eco Piazzolla, le parole dell'assessore all'ambiente Massimo Tonizzo. Abbiamo voluto farla proprio in questo punto, come abbiamo spiegato prima nella presentazione, come punto baricentrico dei due vecchi territori, quindi esattamente nel punto centrale tra il vecchio comune di Rivignano e il vecchio comune di Teor. È un servizio indispensabile per la comunità, un servizio che sempre più la gente chiederà risposte nella questione dei rifiuti, e quindi abbiamo cercato, insomma, di creare, come l'ho definita prima nel discorso introduttivo, la farmacia dei rifiuti. E qui, insomma, abbiamo con noi l'ingegnere, l'architetto che ha ideato questo centro di raccolta e che ci ha permesso, insomma, di dare un senso molto pratico e molto semplice a questo sistema di raccolta. La gente arriverà qui e troverà perfettamente tutto indicato dove andare a conferire i vari rifiuti, quindi insomma ormai il centro di raccolta sarà proprio come andare al supermercato. Senta, l'assessore ha sottolineato questo, no? Senso pratico e semplificato, insomma, per i cittadini. Cosa vuol dire oggi applicare questo concetto e metterlo in pratica? Significa una progettazione molto lunga, purtroppo in questo caso, diciamo pensare un po' come potrebbe pensare il cittadino, immedesimarsi nel suo modo di fare e cercare, diciamo, di intuire quali possono essere i suoi desideri e anche le necessità. Insomma, che alla fine è stato più semplice realizzare l'Eco Piazzolla che uscire dal mare di carte, questa è un po' la sintesi. Questo indubbiamente. Veramente, è stato, io lo dico, a parte che questa è stata una Eco Piazzolla itinerante, si è spostata in tutto il territorio comunale per ben 7 anni e 6 volte, in 6 posti diversi. Però finalmente siamo arrivati alla fine. Adesso spero che godiamocela e spero che veramente se la godano i cittadini. E questa è la cosa importante. Assessore, va sottolineato, insomma, che avete creato un percorso, no, per smaltire i rifiuti. Sì, un percorso interessante, tra l'altro. Infatti l'Eco Piazzolla verrà munita adesso prossimamente di carrelli della spesa, perché l'idea nostra è questa: il materiale che il cittadino acquista nei supermercati, nei negozi specializzati eccetera, viene appunto acquistato attraverso il carrello, ed è giusto che la fine del prodotto, quindi il rifiuto, torni a essere depositato nell'ordine come lo troviamo nei supermercati, sempre attraverso il carrello. Quindi il cittadino si recherà in centro di raccolta, depositerà il proprio materiale, quindi i propri rifiuti, in un carrello, e poi, come andare al supermercato, farà il giro del centro di raccolta, troverà i contenitori con tutte le indicazioni e tornerà a porre nei vari contenitori tutti i rifiuti che lui ha deciso di smaltire. Adesso non resta che mettere in pratica. Dico ai cittadini di Rivignano Teor: venite nel centro di raccolta, fate la differenziata, perché qui si fa la differenza. Signor Sindaco, l'inaugurazione oggi cade a 2 anni esatti dal referendum che ha sancito la fusione del comune di Rivignano Teor in un unico ente. Da altre parti dicono che queste fusioni non servono, mentre qualcuno fa utopia, qui si fa realtà. Sì, questa è una realtà, è una bella realtà. Certo, avevamo delle condizioni favorevoli, perché le due comunità di Rivignano e di Teor erano, anche da un punto di vista geografico oltre che sociale, molto coese, quindi le condizioni erano favorevoli e quindi abbiamo trasformato un'opportunità in una realtà positiva e i risultati si vedono. Oggi inauguriamo questa, che è una delle tante opere realizzate grazie alle economie ottenute e ai contributi percepiti per la fusione, e quindi questa è una realtà che si vede. Oggi, a 2 anni esatti dal referendum, si cominciano a vedere le prime opere, in realtà sono già tante, che sono state realizzate grazie a questa fusione. Possiamo dire, insomma, i soldi sono stati spesi per la comunità. I soldi sono stati spesi per la comunità, questa è un'opera che non è costata molto, che però sarà utilissima per la comunità. Da qui passerà quasi tutti i nostri cittadini a conferire in maniera ordinata i loro rifiuti, perché un grado di civiltà si può misurare anche dal modo in cui si sa
trattare e recuperare i rifiuti nel modo in cui si sa considerare l'ambiente e rispettare l'ambiente in cui si vive. Ecco, si parla tanto, no? Di ambiente, di territorio, ma soprattutto in tempi di spending review per qualcuno, quello di giustificare quando le cose non si fanno. Invece ad esempio nel vostro comune, visto che c'è la possibilità, i rubinetti si possono aprire, l'acqua esce, non si fa aspettare tanto i cittadini, ma si mette subito in pratica. Certo, e difatti i risultati concreti sono le opere che si vedono e il modo in cui sono state realizzate e i soldi che sono stati spesi per realizzarle e il peso che questi soldi incidono sui cittadini. Questi sono i parametri per misurare l'efficienza nella pubblica amministrazione. Noi qui di opere ne abbiamo fatte tantissime e appunto anche grazie alla fusione non le abbiamo fatte pagare ai nostri cittadini. Abbiamo inaugurato la settimana scorsa l'asilo di Teur, inauguriamo oggi l'ecopiazzola, abbiamo però terminato e inaugureremo a breve anche il lavoro di ristrutturazione dell'asilo di Rivignano, delle scuole elementari di Rivignano, della palestra di Rivignano, della palestra di Teur, del parco di Visione Giulia, e quindi tantissime opere pubbliche realizzate ottenendo i soldi, perché questo in questo periodo di crisi è la parte più difficile, senza fare non dalle tasse dei nostri cittadini ma da opportunità, da contributi. Per esempio dalla Comunità Europea abbiamo ottenuto noi a Rivignano grandissimi finanziamenti e intendiamo perseguire anche nella programmazione 2014-2020 questa linea, perché di questi tempi bisogna trovare delle forme alternative di reperimento dei finanziamenti, alternative rispetto alle tasse, perché i cittadini non sono più in condizione di pagare le tasse che lo Stato costringe a questo punto a pagare, quindi gli sprechi non sono più tollerati e anche non sono tollerate delle riforme che anziché migliorare peggiorano le cose e aumentano le spese. Ogni riferimento alla riforma delle autonomie locali è volutamente casuale. Esattamente, è volutamente casuale. Questa è una riforma. Io faccio il giornalista e sottolineo. Esattamente, sì, perché è una riforma estremamente dannosa che toglie, contrariamente a ogni logica, proprio ai comuni che sono l'ente a diretto contatto con i cittadini, la possibilità di erogare servizi e crea delle strutture. Non abolisce le province, ma accanto alle province istituisce queste mini province e addirittura delle sotto mini province, quindi chiunque dotato anche di una minima logica comprende che questa è un'operazione dannosissima, molto costosa, che peggiora i servizi e aumenta i costi. È proprio l'opposto di quello che si dovrebbe fare ed è l'opposto di quello che abbiamo fatto a Rivignano e a Teur, dove con la fusione abbiamo dimostrato con i fatti le economie, i risparmi, i servizi fatti ai cittadini senza aumentare le tasse. Fabrizio Mattiussi è il vice sindaco di Rivignano Teur. Fino al 31 dicembre del 2013 era il sindaco di Teur. Va sottolineato, quando si vuol fare i risultati si ottengono, mi conferma? Esatto, chi è la Inca di fa, no di Ciacaris. Comunque oggi abbiamo inaugurato questo centro di raccolta che è uno dei più all'avanguardia che possiamo trovare nel circondario e che speriamo che alimenti e mantenga alto il senso civico della conservazione, della manutenzione, della gestione del territorio sotto il profilo delle immondizie, delle scovasse, ma soprattutto l'amore per il proprio territorio. È un centro di raccolta che, come dicevo prima, è all'avanguardia, è disposto a tutta una filosofia di raccolta che speriamo che venga recepita e introiettata subito ai nostri cittadini in maniera che possa essere in poco tempo andare a regime. Insomma. Ecco, nei giorni scorsi sono stati anche nominati queste nuove figure, no? Quella dei pro sindaci e i vari delegati di quelli che venivano chiamati di quartiere, con un ulteriore messaggio alla popolazione, perché comunque è vero che si unisce tutto, ma non si dimentica il passato. Sicuramente no, diciamo che queste figure che sono state istituite, che sono state recepite nel nostro statuto, sono, diciamo così, un anello di congiunzione tra quello che era il passato, inteso le due comunità, i due comuni, le due municipalità e l'unico comune che si è costituito. Diciamo che serve da ponte per completare il percorso di fusione iniziato 2 anni fa, 3 anni fa e ancora prima, se vogliamo, con le convenzioni, insomma, ecco. E quindi dovrebbe durare l'arco di un mandato amministrativo. Ecco, l'importante è essere sempre sul territorio.
Sicuramente sì, difatti oggi all'inaugurazione c'erano vecchi amministratori perché orgogliosi di quest'opera che loro hanno progettato, amministratori di una parte e dell'altra comunità, e che vede oggi compimento, per cui bisogna essere sempre sul territorio, in trincea, a voler bene a questo territorio che è bello, splendido e secondo me risponde positivamente alle chiamate degli amministratori.